La mobilità, in questo caso utilizzate gli studenti, ma non solo, visto anche il discorso del parcheggio. Guardi, è un'iniziativa straordinariamente innovativa, tra le più belle promosse in Italia in questo momento. Non solo per la popolazione universitaria, anzitutto per loro, per quelli che frequentano anche il policlinico, non solo medici e infermieri, ma anche gli ammalati, e anche per coloro i quali arrivano dalla parte nord della città metropolitana e vogliono arrivare in centro. È un primo esempio di mobilità integrata. Si arriva qui alla stazione Milo, da qui ogni 10 minuti sino alle 3 del pomeriggio, ogni 20 minuti nel pomeriggio parte una navetta che arriva alla cittadella universitaria, al policlinico, sino a un grande parcheggio, Santa Sofia, a nord della città, dove ci sono 1700 posti auto dove poter lasciare la macchina per coloro i quali vengono da loro e arrivare rapidamente con la metropolitana sino in centro, alla stazione a Piazza San Sicolo. È un'iniziativa straordinariamente innovativa, sono orgoglioso della collaborazione con la metropolitana, con l'università e con il comune di Catania. Sindaco, la gente che usa la metropolitana piace, e poi più gente alla metropolitana vuol dire meno macchine in strada. È quello che esattamente vogliamo fare. Tutto questo consentirà di essere puntuali nel giro di un quarto d'ora dalla stazione Milo si arriva in centro, nel giro di 10 minuti si arriva al policlinico o in 5 minuti alla stradella universitaria.